Amici di Directa Sport, buonasera e benvenuti al Paladante di Sesto. Una buona sera da parte di Daniele Floris, le immagini di Riccardo Carta. Coppa Italia, Serie C1 di futsal maschile, girone D. Scontro diretto tra Sesto Sardinia e Città di Cagliari. Inizia adesso il match. Aramu. Talmente Arguig senza fallo, Azza che poi calcia col sinistro, palla larga, prima occasione per il Città di Cagliari. Porru, Fois centrale, tricarico, ancora per Fois, bello l'1-2, pallonetto, traversa e poi a porta vuota Porru. Che azione del Città di Cagliari, che Pireddu, pressione altissima, infatti eccolo Paderi, se la sposta sul sinistro, vantaggio meritato col gol di Paderi, Città di Cagliari in vantaggio 0-1. Riparte subito forte il Sesto Sardinia con Belleboni, palla dentro, pareggio immediato, Pireddu fa 1-1. Ancora il 14, tricarico, si gira e calcia! E questa volta è buono, tricarico, 2-1. Col tocco di Fois. Soares! 3-1 per il Città di Cagliari. Bacca, Fois. Arguig interviene su Rio, 3 contro 2, 3 contro 1. Arguig la riapre, angolo sinistro, 2-3. L'arbitro lo richiama, si riparte. Carletti rischia qualcosa, Aramu. Versace centralmente, Pireddu non vuole chiudere l'1-2, Aramu da Carletti, sempre contro Soares, vediamo cosa succede, si torna indietro, alza la pressione Città di Cagliari, ancora Carletti, terzo fallo, arriva il giallo. Attenzione, rosso per Soares. Aramu, Belleboni, affonda, Aramu non trova spazio, Belleboni allarga verso Arguig che non si fida della conclusione, vediamo se adesso sì, Aramu, secondo palo, parità, 3-3, ha segnato Arguig che non esulta, tricarico. Porru, Fois, tricarico, deve fare sponda, preferisce girarsi, Aramu senza fallo, tricarico, la chiude così, 3-4 a 2,53 dalla fine, il Città di Cagliari passa in vantaggio col suo numero 32. Finisce così, esulta il Città di Cagliari che passa alle semifinali della Coppa Italia Serie C1, l'abbraccio completo di tutta la squadra.